Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. Questa volta impariamo sugli articoli. Queste altre puntate, qualche articolo la potete intendere per fare domande dei numeri o delle altre cose. Però come lo impariamo bene uno a uno, è bello cerchiamo di conoscere tutti questi articoli. A su maschile e a su femminile, gli articoli determinativi e indeterminativi. Questo lo devo provare a narrare in italiano che si mutini e non si comprendiamo mezzo. Poi su singolare, vediamo prima di tutto su singolare degli articoli determinativi, che sono su e sa. Su poso maschile, sa posa femmina. Poi indeterminativo, sempre a su singolare, sono uno e una. Adesso è facile bollamentare, non avete a tenere problema. Poi su plurale degli articoli determinativi sos e sas. Este commente è davvero facile a bollamentare questo plurale che avete a intendere meda. Poi su articolo indeterminativo veste una forma che è unos e unas, che abbiamo chiesto una specie di plurale degli articoli indeterminativi, però bene usato per narrare questo che in italiano è circa. Quando che narrare che non siamo sicuri di un numero per narrare che siamo andando a narrare. Tanto si narra da uno tantas cose, uno schento, uno baranta, per narrare due esempi. Compora una schimbe pinna, che narrare chi non